Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati, siamo già pronti per vedere una nuova partita. Siamo al campionato armeno a squadre, con il bianco abbiamo il maestro internazionale Garibian, con il nero il maestro Jeremian. Il bianco inizia con cavallo F3, che in un altro video definiva una mossa molto elastica, perché non si vuole far capire al nero se si vuole giocare con G3 alfiere G2, quindi giocare l'apertura a reti, oppure successivamente cercare di fare D4 giocando altre aperture, oppure come in partita giocare C4 e quindi impostare l'apertura inglese. La partita inizia in questo modo, quindi entrambi i giocatori vogliono giocare il fianchetto, ma il bianco ha l'intenzione di giocare il doppio fianchetto, e qui vi do un consiglio, perché se voi volete creare il doppio fianchetto è bene farlo adesso, farlo quando questo alfiere non è stato sviluppato, perché immaginiamo che io giochi alfiere G2, lui gioca alfiere G7 e a questo punto decido ok, voglio giocare il doppio fianchetto, quindi mettere l'alfiere in B2. E purtroppo è tardi, perché poi il nero gioca cavallo E4, l'alfiere rapidamente attacca la torre, non c'è modo di difendere la torre che mettere un cavallo in C3, ma anche in questo caso non funziona. Pedone per C3, scacco, e a questo punto il nero può mangiare la torre, così come tornare indietro il nero ha guadagnato del materiale. E allora, tornando alla partita, quindi in questa posizione il bianco aveva l'idea di giocare il doppio fianchetto e ha cercato di farlo nel momento in cui l'alfiere nero non si trova in G7. Quindi la partita continua in questo modo, e qui direi che il piano del bianco, qualora il nero giochi mosse lente, è cercare di mettere il proprio re al sicuro finché non riuscirà con calma a spingere il pedone in D4. Quando il bianco spingerà il pedone in D4 avrà un piccolo vantaggio di spazio nei confronti del nero, e poi chiaramente lì inizieranno le manovre per cercare di ottenere un vantaggio. Svolgerà un ruolo importante il pedone D7, che rimane un po' più indietro. Il nero gioca con D5 e qui definisco la cattura obbligata, perché se io roccassi corto il problema è la spinta, perché la spinta magari è sostenuta da un cavallo che possa andare in C6, da una torre che va in E8 per sostenere il pedone che possa andare in E5, e crea al bianco un piccolo problema di spazio per il controllo delle case nere. Quindi la cattura è dovuta, il bianco cattura, e questa è la partita. Torre C1, altra mossa molto molto furba. Immaginiamo che il nostro avversario fa una mossa abbastanza logica tipo cavallo C6, però cavallo C6 non funziona per via di cavallo B5. Cavallo B5 libera la strada della torre, e l'unico modo per difendere il pedone C5 è mettere la donna in D5, ma a questo punto il doppio risulterà essere vincente, quindi il cavallo in C7 attaccando due pezzi. E allora, dopo torre C1, il nero ha preferito giocare alfiere D7, ma qui il bianco fa qualcosa di veramente interessante. Cavallo A4, andando un po' contro gli schemi. Portare i pezzi verso il lato della scacchiera sempre qualcosa che si sconsiglia, però il cavallo in A4 vuole immediatamente attaccare C5, e qualcuno già si sarà accorto che il nero dopo alfiere D7 può semplicemente eliminarlo, così come è avvenuto in partita. Ma l'idea del bianco è attivare rapidamente i suoi pezzi sulle case bianche. Quindi questo alfiere adesso diciamo che ha la strada abbastanza libera lungo la diagonale, e sarà molto interessante vedere come gestire questo pedone A4, perché il pedone A4 chiaramente insieme al pedone 2 sono dei pedoni doppiati laterali, diciamo la peggiore configurazione di pedoni che abbiamo all'interno della scacchiera, e vediamo come il bianco riesce a trasformare questo pedone A4 in un punto forte. La partita prosegue, cavallo C6, re al sicuro, torre D8, mossa abbastanza logica, si vuole in qualche modo dar fastidio al pedone D2, e a questo punto donna B3. Donna B3 per cercare di prendere spazio, e come dicevo prima anche è importante per il bianco mantenere un controllo sulle case bianche e coordinare i suoi pezzi sulle case bianche. Quindi donna B3 vuole catturare il pedone B7, però attenzione, perché dopo una mossa qualsiasi come H6, che è poi la mossa della partita per evitare possibili salti, se io catturassi arriverà torre B8 e l'alfiere B2 non è difeso, quindi si sposta la regina e torre per B2 risulta essere decisiva. E allora a questo punto dopo H6 il bianco ha fatto una mossa che migliora la sua posizione, D3, torre C8, e adesso è il momento in cui il bianco deve cercare di costruire un piano, e vi dico subito che questo pedone B7 ha un ruolo importante. Il pedone B7 ha il ruolo di chiudere la colonna al bianco, ma ha anche un altro ruolo, quello di difendere il cavallo in C6. Quindi il bianco inizia cavallo D2 con una manovra abbastanza tipica, il cavallo salta in C4, così come in un'altra partita che ho commentato tempo fa, una partita di David Howell, un grande maestro inglese. E quindi cavallo D2 vuole saltare in C4,
manovra abbastanza tipica dell'apertura inglese. A questo punto il cavallo si posiziona in C4, sta abbastanza bene, e il nero si prepara a rimuoverlo, perché il cavallo in C4 è così fastidioso che il nero vuole cercare di rimuoverlo, ma arriva la mossa interessante, A5. Qualche secondo fa, forse qualche minuto fa, vi dicevo, ok, facciamo attenzione a come il bianco può trasformare la sua debolezza in punto forte. Il pedone laterale, che spesso resta da solo, può servire e può aiutare la strategia per cercare di portare, per conquistare spazio portandolo in avanti. Quindi l'idea del bianco è giocare a 5, ma l'idea reale è cercare di fare A6. A6 per rimuovere il pedone B7 e dunque lasciare la strada libera al nostro alfiere di fianchetto. In caso di A6 da parte del nostro avversario potremmo essere soddisfatti perché magari prima o poi potremmo occupare questa casa con un pezzo, creando poi quello che si chiamava apposto. La partita continua, quindi abbiamo detto A5, torre C7 e donna 4, creando minacce sulle case bianche, perché occhio che adesso A6 potrebbe essere molto interessante, quindi in caso di mossa qualsiasi A6 è il tema tattico che fa un po' crollare immediatamente la posizione del nero. Il pedone B è sovraccarico, è già attaccato. Se il catturo lo sposto seguirà alfiere per C6 e a questo punto la posizione è senz'altro vinta. Quindi cavallo D4, occhio, guadagniamo un tempo, sto attaccando i 2 che può essere difeso dal re. La partita continua, andiamo un po' avanti, quindi E3 facciamo indietreggiare i pezzi del nero, il cavallo effettivamente va indietro, donna B3 e torre D7. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Qui vi dico che al bianco in realtà è sfuggita una continuazione che poteva già fargli guadagnare immediatamente un pedone, ed era questa, alfiere A3. Attacco un pedone, e qual è l'unico modo per difenderlo? La risposta è soltanto una, l'alfiere in F8 difende C5. Però a questo punto continuo con la mia idea, A6, qual è l'idea? Far saltare, eliminare il pedone B7 e in caso di, diciamo che il nero decida di spostare questo pedone, semplicemente cattura in C6, lui mi riprende e dopo cavallo per E5 ho guadagnato un pedone con un po' di iniziativa sulle case bianche. E un tema tattico potrebbe essere chiaramente da creare una possibile cattura in G6 approfittando del fatto che il pedone F7 sia inchiodato. Ovviamente non è questo il caso perché la donna da C6 tiene tutto. Quindi tornando indietro, in partita è stata giocata a 3 piuttosto che alfiere a 3 con un'unica idea, limitare il cavallo nero. La partita prosegue, re H7, donna B5, ma qui direi che il nero è stato un po' troppo ambizioso perché ha catturato un pedone D3 e lasciando dunque una torre in D3 non difesa e quindi permettendo al bianco magari dei giochi tattici, perché questa donna si trova lungo la diagonale, vuol dire che se io spostassi il cavallo da qualche parte potrei guadagnare un tempo importante per l'attacco sulla torre. Vediamo se in partita avviene così. A6 torna l'idea di spingere il pedone A. Il pedone A così forte che lo porti in avanti per conquistare spazio. Adesso chiaramente ci sono delle tattiche perché come prima se il nero muove il pedone B è tardi perché il bianco guadagna un pezzo. Allora non c'è di meglio che giocare a cavallo D6 difendendo B7 ma guadagnando col tempo sulla regina, che permetterà al nero di restare almeno per adesso in partita. Il bianco elimina l'attaccante, donna per D6 e adesso sembrerebbe vincente pedone per B7, ma attenzione perché anche qui il nero ha qualche minaccia, qualche asso nella manica tipo torre scacco. In caso di cattura troppo tardi, matto, la partita si conclude, il bianco ha giocato bene fino a un certo punto e poi ha preso matto in una. Chiaramente si può spostare il re dopo lo scacco, ma dopo che la regina nera continua l'attacco, il re in F3 direi che è una posizione spiacevole e chiaramente non giustifica per niente la posizione dell'alfiere di case bianche. Questa è senz'altro una posizione rischiosa e sono d'accordo e sono certo che tutti siate d'accordo con me. E allora bisogna evitare che la torre vada in D1, re 1 è sufficiente. Re 1 minacciando le idee di cui parlavamo prima, perché la cattura in C6 è lì nell'aria, la cattura in B7 è possibile, e allora C4 unico tentativo per cercare di fare qualcosa, C4 per non so, aprire la diagonale della regina, portare un altro difensore con la torre, però pedone per B7 sembrerebbe vincente. Occhio perché qui il bianco vuole semplicemente giocare la cattura in C6 che permetterà di vincere. Dunque cavallo B8 per evitare
diciamo la perdita di quel cavallo, donna per C4, e adesso il bianco, oltre ad avere una posizione attiva, la coppia degli alfieri in gioco, diciamo su due fianchetti, ha anche delle minacce immediate. Quindi F5 per difendere, alfiere F1, scacciamo la torre che va indietro, e adesso è il momento di organizzare i pezzi. Alfiere 2 è la mossa della partita, dunque cavallo D7, in realtà questo cavallo probabilmente in B8 stava meglio perché deve difendere l'eventuale promozione. Arriva donna C6 proponendo il cambio delle regine, e dopo alfiere F8 il bianco muove e vince con la semplice donna per cavallo. Scacco, chiaramente il nero deve catturare, ma dopo la promozione il bianco resta con un pezzo in più, quindi il giocatore con il nero, Jeremian, ha deciso di abbandonare. Rivediamo la partita dall'inizio. Quindi cavallo F3, i due giocatori sono andati verso una partita inglese. Ricordiamo che qui se il bianco vuole impostare doppio fianchetto è bene fare B3 quanto prima, e a questo punto qui è molto importante evitare che sia il nero a spingere in D4, quindi il bianco deve catturare. Dunque la partita è proseguita in questo modo. Cavallo A4, scelta molto impegnativa perché attacca C5, ma è vero che rovina la sua struttura pedonale, e dopodiché il bianco non deve far altro che impostare una strategia sulle case bianche, provando a valorizzare quel pedone in A, che è chiaramente una debolezza. Vediamo quindi in partita questa idea con cavallo D2, cavallo C4 molto forte, che poi ha permesso di ottenere nella tattica un vantaggio posizionale che poi si è trasformato in un vantaggio materiale. E qui appunto dando uno sguardo alla difesa come con Rf1 non restava altro che spingere il pedone in A. Quando il pedone viene spinto in A6 arriva quella tattica che poi alla fine fa crollare l'intera posizione del nero. Catturare in D3 per il nero è stata una mossa molto, molto ambiziosa, però adesso, dopo che il pedone A è riuscito ad andare in A6 poi catturare B7, la posizione crolla e la partita si conclude con questo tatticismo, con questa tattica per la quale il bianco guadagna un pezzo. Come sempre trovate maggiori informazioni nella descrizione del video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!